Mezzogiorno esatto, buongiorno, ben ritrovati con Focus, siamo puntualissimi, rimarremo con voi fino alle 13:30, ci facciamo compagnia, vediamo un po' quello che è successo a Nord-Est e quello che sta succedendo con tante dirette uscendo dallo studio, con i nostri colleghi sparpagliati a Nord-Est che ci racconteranno soprattutto quello che è accaduto e sta accadendo, ma soprattutto è accaduto nelle scorse ore per quanto riguarda il maltempo che ha colpito tante province, da Padova a Vicenza a Treviso, ma con insomma fenomeni molto localizzati. Ci sono state zone in cui magari grandine forte e a 100 metri, 200 di distanza non dico il sole ma soltanto nuvole, quindi grandine, pioggia, vento un po' ovunque, Bellunese compreso, che era stata la zona che era stata anche già colpita l'altro ieri dal maltempo, da una sorta di tromba d'aria nel Comelico, quindi insomma maltempo che sarà ancora forte fino a sabato, non sappiamo se con fenomeni così forti come quelli di ieri. La grandine insomma è stata un po' la cosa, l'evento che ha fatto la differenza, tra l'altro con molti danni alle automobili, soprattutto già code infinite dai carrozzieri e da chi deve nelle aziende, nelle ditte che davanti alle ditte che sostituiscono, riparano i parabrezza, insomma davvero situazione simile in varie province e qui stiamo vedendo gli effetti, i danni, la grandine, quanta grandine anche di dimensioni enormi che è caduta ieri, chicchi veramente grandi come palle da tennis e anche dei feriti, perché sono moltissimi feriti, addirittura pare siamo già arrivati a oltre 100 feriti a Nord-Est, quindi un centinaio di persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche e sono veramente tanti. Eccolo qui, salgono a 110 feriti, ho trovato la nota che dice che sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, dalle cadute, dalle rotture di vetri, e il presidente del Veneto Zaia ringrazia i soccorritori e i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni, anche perché parliamo ovviamente di protezione civile, di SUEM, di vigili del fuoco, dei volontari e tra l'altro sono centinaia ancora gli interventi in coda, come si dice, cioè che devono ancora essere completati da parte dei vigili del fuoco, le richieste di intervento e quindi ovviamente la sistemazione di quello che è accaduto. Zaia spiega che sono stati rilevati 28 accessi in pronto soccorso in provincia di Venezia, 62 a Padova, 20, anzi 19 a Vicenza e 1 a Belluno. La nostra collega Tiziana Bolognani ci segnalava poco fa che non le risultavano accessi al pronto soccorso nel Bellunese. Vabbè, siamo a 0 o 1 al massimo, quindi comunque in effetti per fortuna situazione meno grave. Apriamo un po' allora la serie dei nostri collegamenti con chi sta seguendo per noi in diretta quello che accade. Andiamo subito a Padova, il primo collegamento lo facciamo proprio con Padova, o meglio per la precisione con Limena, dove c'è per noi Valentina Visentin che ci racconta di quello che sta succedendo, danni già dicevamo ingenti, e vediamo con chi è e soprattutto insomma che cosa ha scelto di seguire più da vicino, dove abbiamo focalizzato l'attenzione. A te Valentina. Sì, buongiorno da Limena. Alle mie spalle vedete uno dei tanti interventi in corso dei vigili del fuoco in questa mattinata che segue la violente grandinate che si sono abbattute nella cintura urbana padovana e si sono concentrate soprattutto nella zona verso l'Alta Padovana. Siamo a Limena, questo è l'albero che è caduto ieri sera sbarrando completamente l'accesso alla zona industriale del comune. I vigili del fuoco sono al lavoro, stanno tagliando gli alberi per rimuovere poi la parte più consistente dell'albero che vedete è caduto su un rimorchio in sosta. Una cinquantina ancora gli interventi in fase di risoluzione dei vigili del fuoco spalmati sui comuni di Limena, Cadoneghe, Vigonza, San Giorgio delle Perle
Pertiche e Campodarsego. Qui con me c'è Giodi Barichello, assessore alla viabilità e alla sicurezza del comune di Limena. Strada chiusa oggi, assessore, e si comincia la conta dei danni. Sì, strada chiusa da ieri sera perché dopo il temporale e la grandinata che hanno sostanzialmente trasformato Limena in un terreno, in una zona di guerra, abbiamo dovuto chiudere da ieri sera alle 9. L'albero è caduto sopra un camion, fortunatamente non c'erano gli occupanti e abbiamo dovuto transennare l'area. Ecco, tanti danni della grandine alle auto, ma anche ai pannelli fotovoltaici di quest'area industriale, perché a Limena si concentrano molte aziende che hanno i pannelli fotovoltaici. Sì, nella zona industriale, ma soprattutto nella zona residenziale, perché la zona industriale è stata colpita da vento forte e grandine più piccola, ma la zona residenziale ha avuto un fenomeno di grandine di queste dimensioni, quindi abbiamo visto le fotografie e stamattina in comune appunto c'è un pellegrinaggio di persone che vengono a chiedere appunto come comportarsi e appunto come stare anche attenti alle situazioni che ci sono di vetri rotti, lucernai rotti. Anche lo stesso sindaco di Limena ha avuto parecchi danni alle auto. Sì, fra l'altro io e il sindaco abitiamo a 600 metri di distanza e la dimensione della grandine di casa mia era grande come delle ciliegie, quella di casa del sindaco come delle palle da baseball, quindi è stato veramente un qualcosa che si è scatenato su 10 minuti ma che è stato devastante. Diamo un'informazione di servizio ai cittadini. Chi ha riportato dei danni, come deve fare adesso? Chi ha riportato dei danni deve innanzitutto mettere in sicurezza l'area, se ci sono vetri rotti o ci sono alberi, contattare i vigili del fuoco e mettere in sicurezza l'area e poi in primis fare la conta dei danni e sentire un'assicurazione se ce l'ha. Grazie allora all'assessore Giodi Barichello. Con le immagini dei vigili del fuoco al lavoro qui nella zona industriale di Limena noi restituiamo la linea allo studio. Grazie mille, grazie Valentina, buon lavoro, continuerai a raccogliere informazioni per fare la conta dei danni. C'è questa dichiarazione tra l'altro dello stato di emergenza per quanto riguarda la Regione Veneto, che poi è stata prolungata, quindi allargata probabilmente anche ad altri territori e ad altri momenti di questi giorni. 350 chiamate nella notte ai vigili del fuoco, caduti piante e lucernari. È arrivato un supporto anche da fuori regione, nel senso che ci sono stati dei rinforzi, chiamiamoli così, arrivati con squadre che hanno aiutato anche i vigili del fuoco veneti da altre regioni. Da Alessandria ad esempio sono arrivati 7 vigili del fuoco e 3 mezzi, quindi insomma è un supporto che è arrivato perché veramente anche dal punto di vista del personale i vigili del fuoco erano un po' in ginocchio per queste chiamate, anche perché non dimentichiamo che c'erano già in azione i vigili del fuoco per tutto quello che riguarda il Comelico, quindi il Bellunese già dal giorno precedente, e quindi sono partiti nella notte dalla provincia piemontese di Alessandria con un'autoscala, un fuoristrada con rimorchio per portare le autopompe e poi un polisoccorso logistico, e sono a disposizione del comando di Vicenza che sta un po' coordinando gli interventi sul territorio. Le zone più colpite le abbiamo dette per quanto riguarda il veneziano, in particolare Dolo, Strappia, Niga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d'Artico, Fossò e Chioggia. Danni anche a impianti fotovoltaici, taglio di rami. Ci sono 77 richieste ancora da evadere nel veneziano e 80 già accontentate, tra virgolette. A Padova sono già stati effettuati 50 interventi per danni causati dall'acqua e dalla grandine, sono state tagliate piante, rimossi gli elementi pericolanti, soprattutto nell'Alta Padovana, ma anche Sant'Angelo di Piove, Vigonza e anche la stessa città di Padova. E poi Verona con 13 interventi soprattutto per il taglio di rami e piante pericolanti. Poi vi do altre informazioni, altri numeri oltre a questi. Facciamo un salto a Belluno per vedere un po' qual è la conta dei danni dopo quello che è successo nel Comelico, poi torniamo subito fuori dallo studio con altri collegamenti con i nostri colleghi che sono in giro. Quindi gli alberi schiantati come birilli li abbiamo visti in Comelico, le case scoperchiate, insomma la paura tra residenti e turisti, danni ingentissimi, il servizio che un po' fa il punto della situazione di Tiziana Bolognani, che andiamo a vedere insieme.
tanta paura. È andata così. Dov'era quando si è scatenato il finimondo? Io ero in camper mio e ci siamo aggrappati al tendalino perché stava volando via. Guarda la sua auto sconsolata e piange questa turista di Mestre che ieri pomeriggio ha vissuto momenti di puro terrore a Campolongo di Santo Stefano di Cadore. Una bufera di vento con raffiche oltre 140 km/h si è incanalata nella valle attraversata dal Piave e ha scoperchiato case, schiantato gli alberi, caduti uno dopo l'altro come birilli. Se non è una seconda vaia poco ci manca. Queste le condizioni che abbiamo trovato, questa è la situazione che abbiamo trovato questa mattina all'esterno del camping Comelico, dove ci sono le macchine operatrici che stanno lavorando. Guardate la distruzione delle auto sepolte dagli schianti degli alberi. Tutto attorno a noi c'è una immagine che emotivamente ancora richiama i drammatici eventi di 4 anni fa. È una cosa impressionante che in mezz'ora possa essere successo questo. Io ieri ero nel bosco, fortunatamente nell'altro versante mi è andata bene, ecco, dico mi è andata bene, quindi fa paura pensare che da piccoli venivamo qua a giocare, insomma. Chi mai pensava a una cosa del genere? Comunque una mini vaia, ecco. Una decina le case scoperchiate nella frazione di Campolongo, dove si sono subito concentrati i soccorsi. Oltre 100 interventi complessivamente avete eseguito durante queste ore. Qui che cosa c'è in particolare? Qui in particolare c'è una situazione un po' difficoltosa in quanto è stato tolto il manto di copertura di questa abitazione e ha coinvolto 2 camini molto pesanti che sono stati avvolti all'interno. I vigili del fuoco in massa sono stati mobilitati, effettivi e volontari da tutta la provincia, con ogni mezzo a disposizione e con l'aiuto dei colleghi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Oltre a Santo Stefano ci sono state coinvolte anche la zona di Falcade, Taibon e Caviola e Caprile. Qui nella zona più coinvolta appunto è la zona di Campolongo, la zona di Santo Stefano. Igor Casanova, storico gestore del camping Comelico, che da anni è il rifugio dei turisti provenienti da ogni provincia del Veneto, oltre che dal resto d'Italia e dall'estero, spalanca le braccia e guarda il cielo che pure questa mattina improvvisamente si è incupito. La situazione fuori era impressionante. Fortunatamente non è successo niente. Però adesso comincia a tuonare. Adesso comincia a tuonare, c'è ancora qualche pianta pericolosa, stanno intervenendo i pompieri, speriamo velocemente, per mettere il tutto in sicurezza. Vorrei ringraziare i miei ospiti, i miei vicini, perché ci hanno aiutato. In 2 ore abbiamo liberato tutto. Sono veramente un grazie di cuore. Grazie a Tiziana Bolognani, questa è la situazione ieri in Comelico. Chiedo scusa ad Ilaria Marchiori, l'ho fatta aspettare, andiamo subito anche da lei perché insomma, se non sbaglio è lungo la riviera del Brenta, abbiamo detto poco fa tanti comuni colpiti, in particolare penso Dolo dove si trova Ilaria. Buongiorno a te, qual è la situazione stamattina? Raccontaci tutto. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Pensi giusto, perché tra i comuni della Riviera del Brenta che sono stati maggiormente colpiti c'è proprio quello di Dolo, dove ci troviamo in questo momento. Possiamo farvi vedere, noi adesso troviamo alle spalle del municipio, ma possiamo farvi vedere anche alcune immagini con l'aiuto di Sandro Ponchio, che sta zoomando. Proprio come vedete, rami spezzati, in altre zone sono caduti anche degli alberi, si vedono le saracinesche alle nostre spalle, se riusciamo con l'aiuto dello zoom, che sono tutte bucate, completamente distrutte, e non sono poche, e questo è solo una piccola parte. Qui insieme a noi c'è il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto. Sindaco, riusciamo già a fare una prima conta dei danni? Poco fa dicevamo soprattutto hanno colpito i privati. I danni sono rilevanti, sono in corso adesso le mappature puntuali. È vero, sono i privati questa volta a farne le spese in maniera veramente impattante, molto forte, in un contesto anche che rinnova purtroppo il tragico evento del 2015 del tornado qui a Dolo e nei comuni rivieraschi. Il clima è un po' lo stesso, questa è stata una notte veramente drammatica, di paura,
dove oltre a lavorare con 5 squadre della nostra protezione civile, la percezione però all'indomani è quella di un paese ancora una volta in ginocchio, stanco, mortificato, che si aspetta una risposta pronta da parte delle istituzioni. Su questo ringrazio molto il nostro Presidente Luca Zaia per aver esteso immediatamente lo stato di emergenza regionale anche ai comuni della Riviera. È importante, Presidente, ed è importante per tutti gli enti stare vicino ai nostri concittadini. In un momento poi, dopo il 2015, la pandemia ed ora ancora essere colpiti da una calamità naturale, fa pensare a come approcciarci con una modalità diversa rispetto a quella attuale. Ecco Sindaco, lei ovviamente ha anticipato la mia prossima domanda. Ieri a Dolo si è rivissuto il terrore di quel luglio 2015, lei parla quasi di un luglio maledetto. Ricordiamo a chi magari fosse anche di altre province ci stesse seguendo quella famosa tromba d'aria che colpì Dolo, Cazzago di Pianiga, insomma lo sappiamo, fu un disastro. Sì, a differenza fortunatamente del 2015 non ci sono stati morti né feriti, e questo dà un segno anche di miglioramento. Ora siamo preparati per certi versi, però si rimane sempre, nonostante gli sforzi e le attenzioni possibili anche informative da parte di tutti gli enti preposti, si rimane sempre con le mani spoglie da qualsiasi strumento per far fronte. Qui ci troviamo davanti ad una situazione dove autovetture, case, impianti tecnologici, pensate sotto, sono spariti tutti i fotovoltaici sopra le case, perché con un vento fino a quasi 120 km all'ora, oltre che ad una grandine con oltre 10 cm di diametro, è dura poter resistere ad una forza così impattante. Ecco, infatti è stata proprio questa commistione, quella peggiore, ovvero la grandine di queste dimensioni e poi il forte vento. Tra l'altro ricordiamo che oltre ai danni a privati, anche a cappotti, insomma fotovoltaici eccetera, è stata colpita anche la caserma dei Carabinieri con moltissime auto delle forze dell'ordine andate completamente distrutte, quindi c'è anche questo ulteriore problema, le forze dell'ordine che devono presidiare poi il territorio, perché oggi, come vedete, qui è una giornata di sole, tutto ricomincia, tutto riparte, si fa la conta dei danni, però bisogna anche andare avanti e lo si deve fare proprio con queste difficoltà. Ecco, questa è la situazione qui a Dolo, lungo la Riviera, poi documenteremo mano a mano e poi anche nel TG di questa sera quello che è successo nelle altre province del Veneziano, in particolare la Riviera del Brenta. Ringrazio ancora una volta il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, qui da Dolo. Mi senti? Sì. Al volo volevo chiederti solo se poi devo andare al sindaco Naletto, se è in contatto con gli altri sindaci dei comuni diciamo confinanti, se stanno facendo qualcosa insieme. Certo, mi chiede se è in contatto con gli altri sindaci dei comuni confinanti, se fate qualcosa, se avete deciso. Certo, assolutamente. L'idea è quella di coordinare insieme su un unico tavolo un modello di riferimento comune a tutti i comuni colpiti, facendo tesoro proprio dell'esperienza del tornado e anche di una maggiore sinergia fra noi sindaci. Ecco, questo è un tempo del guardare assieme verso un unico obiettivo, che è quello di dare risposte immediate ai nostri concittadini. Grazie Sindaco, se non ci sono altre domande Federico, io qui da Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie, certo, restituisci pure, che hai da fare, perché dovete sicuramente raccogliere altre testimonianze, altre conte dei danni. Saluta il sindaco e ringrazialo. È importante anche questo aspetto, cioè che ci sono molti nuovi sindaci nel frattempo arrivati in questi anni e c'è la volontà di guardare avanti insieme, quindi con una sorta di speranza anche nel futuro, e
soprattutto per dare risposte, come si è detto, ai cittadini. Quanto durerà ancora questo maltempo? Non lo sappiamo, qualche giorno probabilmente, perché ci sono state nelle ultime notti minime che hanno sfiorato i 30 gradi, già 35 gradi alle 8 del mattino, al sud soprattutto 47 gradi all'ombra il primo pomeriggio, e quindi è un caldo record sicuramente, con poi questa ondata di maltempo che ha, diciamo, reso ancora più grave la situazione. E secondo il meteo.it sono attese temperature calde ancora per qualche giorno. In pianura padana e sulle Alpi invece inizieranno a scendere le temperature di qualche grado. Il caldo opprimente finirà al nord domani con l'arrivo di temporali diffusi che potranno risultare molto forti e con grandine, quindi non è purtroppo finita. Andiamo nel Trevigiano, perché ad Asolo è caduta una quercia su un'auto e insomma l'autista, pur ferito, è veramente stato miracolato, e quindi un po' sentiamo il riassunto di quello che è accaduto ieri nel servizio di Daniela Sizia. È rimasto incastrato nell'auto travolto da una grossa quercia secolare caduta all'improvviso. La macchina stava transitando lungo questa via quando l'albero è crollato, distruggendo la recinzione della proprietà privata e finendo in mezzo alla strada. L'automobilista, 45 anni, residente a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, intrappolato nella vettura, è stato liberato dai vigili del fuoco. Portato con l'ambulanza all'ospedale, l'uomo è stato medicato e dimesso. Fortunatamente non ha subito grosse conseguenze. Un vero miracolo, visto l'auto rimasta sotto i grossi rami dell'albero. A provocare la caduta della quercia, l'improvviso maltempo che si è abbattuto nella zona. Ieri sera probabilmente l'ondata d'urto, il forte vento ha lesionato, lo ha incrinato, e questa mattina improvvisamente, per una piccola brezza, perché non c'era vento, è caduto. Raffiche di vento ed una grandinata che ha provocato danni anche all'agricoltura, chicchi grossi come palline da golf. Fortunatamente, ha spiegato il vice sindaco, la tempesta è durata poco tempo. Cambiamenti climatici che sono ormai all'ordine del giorno. Questo fa pensare anche per le amministrazioni e noi faremo anche un intervento presso i parchi pubblici di un monitoraggio delle piante con gli agronomi, con dei forestali, per vedere anche lo stato di salute delle piante, per prevenire eventualmente questi possibili danni, almeno sui luoghi pubblici, insomma. Nelle prossime ore purtroppo è previsto ancora maltempo, si spera, ci dice il vice sindaco, che non ci siano tempeste con l'intensità di quella appena avvenuta. Grazie a Daniela Sizia. Andiamo subito da Christian Arboit. Mi scuso per averlo fatto attendere. È nel Trevigiano, nell'Alta Marca per la precisione. Anche lì ovviamente parola d'ordine è la conta dei danni, insomma lo stiamo ripetendo dall'inizio di Focus, che è un po' di Focus TG, che è un po' questo il motivo, il filo conduttore di tutto quello che stiamo vedendo, raccontando dall'inizio, da mezzogiorno. Christian, quindi anche a te un po' il compito di fare la conta dei danni. È una conta dei danni davvero impietosa, caro Federico, e io partirei da questa immagine, da questa Ford Fiesta che è stata devastata dalla grandine che ieri sera si è abbattuta sull'Alta Marca. Vedete il parabrezza frantumato, vedete tutti questi colpi sostanzialmente sulla carrozzeria. Non esistono più i finestrini anteriori, ci sono stati problemi, vedi disintegrato completamente il lunotto, così anche per questa Ibiza di colore scuro, idem la 500 che è qui, e potremo andare avanti all'infinito, una peggio dell'altra. Questo è quello che resta di un pomeriggio da Tregenda nell'Alta Marca, dove la conta dei danni è in corso, riguarda le auto soprattutto, ma riguarda anche capannoni, riguarda le case, le abitazioni. Sarà una conta dei danni, questo lo possiamo dire con assoluta certezza,
parabrizza molto lungo e molto complessa. Qui con me ci sono i titolari di questa carrozzeria di Maser, la BBC, Davide Betto e Orlando Cavasin. Insomma, sono ore di super lavoro, dovete fare anche un po' gli psicologi, mi verrebbe da dire, sì, perché c'è molto da confortare. Sì, diciamo che le persone sono molto sconvolte, demoralizzate e non sanno cosa fare né come prendere la situazione. Adesso vediamo, cerchiamo un po' prima di rasserenare le persone e dopo prenderemo la decisione come comportarsi per le riparazioni. Saranno comunque riparazioni molto lunghe e ci vorrà tanto tempo perché le macchine sono tantissime. Tanti modelli, tanti pezzi di ricambio sostanzialmente, che diventerà sempre più difficile trovare sul mercato, perlomeno ci vorrà tanta pazienza. La reperibilità dei ricambi di sicuro sarà molto più lunga del previsto, insomma. Se prima era 2 giorni, adesso anche una settimana, anche 15, 20, non si sa. E probabilmente le ferie non aiutano in questo, magari. No, le ferie non aiutano in questo perché manca pochissimo a Ferragosto, quindi anche con i fornitori non sarà così facile. Anche con i fornitori non sarà facile reperire i vari ricambi. E qui c'è anche un assicuratore della zona di Asolo, delle Generali tra l'altro, Maurizio Filiero, grazie per essere rimasto qui con noi. Per voi sono ore di super lavoro, immagino che ci siano centinaia di chiamate. Stamattina alle 7 da casa hanno incominciato a chiamare, ma giustamente i danni sono tanti, non solo sulle macchine ma anche sui fabbricati industriali e non. E quindi fotovoltaici e tutta sta roba mette in pensiero la gente, chiedono, siamo assicurati, è tutto a posto, perché comunque sta diventando una costante questa, insomma, ecco, perché ogni anno c'è sta roba. Abbiamo incominciato la settimana scorsa, adesso guarda, questa e non è finita, quindi. E questo farà schizzare molto probabilmente i premi nei prossimi anni. Speriamo di no, ma le compagnie si devono difendere, perché a un certo punto l'evento atmosferico è diventato una cosa molto gravante sui bilanci della compagnia. Ecco, sicuramente già dall'anno scorso a quest'anno sono cresciute e in futuro purtroppo lo sarà altrettanto. Ecco, lei sta monitorando quindi non solo auto, anche case, immobili. Mi diceva il fotovoltaico non esiste più in questa zona. No, non esiste, perché con le dimensioni della grande che ci sono stati su queste zone, come spacca, rompe il cristallo di una macchina, rompe anche il cristallo del fotovoltaico. E quindi diciamo là bisogna cambiarli, perché quando il fotovoltaico è segnato non è che può più funzionare. Sarà una lunga estate di lavoro, sperando appunto che finisca qui. No, sperando che finisca qui, magari qualche giorno di ferie lo facciamo, ma se va avanti così quest'anno la vedo dura, anche perché i periti stanno girando come pazzi ancora per il discorso delle inondazioni in Emilia Romagna, e tanti sono ancora giù di là e adesso li stiamo richiamando per venire qua a risolvere anche questi problemi, che sono molto meno gravi di quelli dell'Emilia, per l'amor di Dio. La ringrazio per questa fotografia molto puntuale. Filiero, buon lavoro. E vi ringrazio per l'ospitalità, ringrazio Orlando Cavasin. Qua dovrete riformulare un po' i turni di lavoro da qui ai prossimi giorni probabilmente. Continueremo a farlo, già lo facciamo adesso e abbiamo cominciato e continueremo a lavorare per la clientela. Grazie okay. Cavasin, grazie Betto, insomma, e buon lavoro. Anche a voi, buon lavoro anche a voi e speriamo bene, va. Grazie, e noi ci lasciamo con questa immagine, Federico, questo parabrezza di questa Ford Fiesta, insomma, che racconta più di 1000 parole la forza della grandinata che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto qui sull'Alta Marca. Per il momento da Maser, da questa carrozzeria, la BBC, ti restituisco la linea.
Grazie Cristian, buon lavoro, grazie mille, è importante insomma anche sapere come muoversi, cosa fare, controllare se si ha l'assicurazione, se si è coperti, insomma tutte operazioni da fare subito, il prima possibile. Adesso in attesa di collegarci con Bassano, o meglio per la precisione con Tezze sul Brenta, dove c'è per noi Sharon Di Carlo, volevo solo prima dirvi che interviene anche la Coldiretti su questo argomento, con grandine, con palle di ghiaccio di dimensioni straordinarie, cadute ovunque, nessuna provincia, annuncia Coldiretti Veneto, è stata risparmiata dal maltempo di ieri sera, rovinate intere campagne con coltivazioni in pieno diciamo del raccolto, ortaggi, colture, frutteti, vigne ma anche serre, strutture agricole, creando disagi ai cittadini nei centri storici, abitazioni, auto, fiere e rassegne. Sono in corso le rilevazioni dei tecnici di Coldiretti per valutare i danni e le perdite, insomma molti, dice Coldiretti, sono gli impianti chiusi per ripristino o attività in fattoria sono sospese, sono alcuni dei messaggi che le aziende agricole appongono in queste ore. Dicevo che ora andiamo a Tezze sul Brenta, siamo pronti per collegarci con Sharon Di Carlo perché la grandine è caduta in tutto il Bassanese e quindi vediamo i danni partendo da Tezze sul Brenta, poi Sharon ha in programma di spostarsi anche in altre località del Bassanese. Intanto a Tezze sul Brenta, a te Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Siamo a Tezze sul Brenta perché è stata una delle zone più colpite nel Bassanese dalla grandinata di ieri sera. Tantissimi danni alle auto, alle case, ai campi coltivati e sono qui con Ivano Andreazza della Protezione Civile. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti cosa è successo ieri sera, quante chiamate avete ricevuto e quanti interventi avete fatto? Ok, ieri sera siamo stati allertati circa alle 20:45 dall'ufficio di protezione civile comunale, portatisi qui nel magazzino su richiesta dei pompieri abbiamo consegnato teloni per coprire le case e ci siamo adoperati per insaccare della situazione ha visto? La situazione era abbastanza, non dico drammatica, però i danni erano ingentissimi. Quanti interventi avete fatto? 20 più o meno, mi raccontava. Una ventina di interventi circa, collaborando con il gruppo dei vigili del fuoco. Soprattutto ai tetti delle abitazioni? Soprattutto ai tetti, il 99% sì. Cosa è successo? C'erano rotti appunto le tegole? Rotte tegole, rotte lucernari, luminarie. Queste sono le cose, insomma, soprattutto... Una grandine grande, mi diceva, mi raccontava. Una grandine grossa, veramente, tipo quasi in una noce pesca. Quasi un etto. Non lo so il peso, però... Sì, l'hanno pesato alcuni cittadini e ci hanno mandato delle foto, pezzi di grandine di quasi un etto, anche pericolosi. Certamente, perché se ti trovavi fuori, di certo... prenderle in testa non è una cosa buona. Quali sono soprattutto le zone maggiormente colpite? Le zone maggiormente colpite sono state la zona di Sacro Cuore a Belvedere di Tezze e a Campagnari, la zona di Campagnari. Mi raccontava di una casa quasi completamente distrutta. Sì, il tetto di una casa soprattutto veramente non c'erano poche tegole sane e soprattutto in un altro posto una serie di casette a schiera veramente... il tetto da rifare completamente. E le persone come hanno reagito? Le persone non erano terrorizzate, diciamo, però naturalmente preoccupate per i danni che hanno ricevuto. Anche perché da un punto di vista economico sono ingenti. Certamente. Diciamo, da sperare che avessero un'assicurazione, diciamo, perché... Certo. Grazie alla Protezione Civile di Tezze sul Brenta, per il momento vi restituisco la linea. Grazie Sharon, so che ti sposterai poi in altri luoghi, quindi ti lasciamo il tempo di andare e come vi ho anticipato all'inizio di Focus TG,
il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni di questa mattina, quindi ondata di maltempo che ha provocato danni talmente forti che bisogna allargare in un certo senso lo stato di emergenza, estenderlo, saranno inseriti altri territori colpiti nelle ultime ore, oltre, abbiamo detto, a un centinaio di persone che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, nessun ferito grave per fortuna, ma un centinaio di feriti sono davvero tanti, grandine, pioggia, ma soprattutto anche il vento con raffiche superiori ai 100 km all'ora, il massimo 119 km all'ora a Campagna Lupia in provincia di Venezia. Torniamo a Padova perché facciamo un po' il punto della situazione sulla grandinata nel territorio della provincia appunto di Padova. Chicchi di grandine, grandi come mele, una raffica micidiale che si è abbattuta per circa un quarto d'ora nella cintura urbana nell'Alta Padovana, grandine accompagnata da forti raffiche di vento. È la lunga conta dei danni della burrasca estiva che ha colpito gran parte della regione, che questa volta non ha risparmiato Padova e la sua provincia. Ecco le foto dei chicchi giganti raccolti a San Giorgio delle Pertiche, Campo d'Arsego e Villafranca Padovana, dove molti quartieri sono rimasti per ore senza corrente. Danni alle auto e alle case, cruscotti infranti, tapparelle che sembrano investiti da una scarica di proiettili. Cadoneghe è uno dei comuni più colpiti. Si lavora ancora per rimuovere le fronde degli alberi del giardino dell'Istituto Boaga che sono collassati sotto le forti raffiche di vento, ostruendo completamente il passaggio lungo via Marconi che collega il centro paese con il quartiere della Castagnara. La strada resta chiusa. Il sindaco Marco Schiesaro parla di evento drammatico. Già dalle 9 di ieri sera emergeva tutta la drammaticità dell'evento. È stato qualcosa di inaudito, abbiamo finestre delle case rotte, coppi rotti, pannelli fotovoltaici che sono stati sradicati assieme ad alberi che contano più di 50-70 anni. Abbiamo strade ancora fuori uso, quindi sono chiuse al traffico. Sempre in via Marconi gli alberi caduti hanno creato problemi alla fornitura elettrica. Gli alberi hanno tirato giù delle importanti linee di energia elettrica, per cui siamo senza gas nell'area della Castagnara, che in questo momento i negozi sono chiusi perché sono privi di luce, di corrente. È stata staccata anche la fornitura del gas perché si sentono odori, deve esserci qualche fuga di gas e gli operatori vigili del fuoco sono sul posto. E poi abbiamo delle zone, delle sacche nelle aree agricole. Adesso mi hanno appena informato che in via Negrizia siamo ancora senza corrente. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco di Padova che stanno ancora operando nella zona dell'Alta Padovana, in particolare a Cittadella. Non sono mancati i feriti per colpa della grandine, 10 curati in ospedale a Padova, dove gli accessi al pronto soccorso per colpa del maltempo sono stati ben 62. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, firmerà oggi stesso l'estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino. 12.36, come ha detto Valentina, vi avevo anticipato poco fa la firma dell'estensione dello stato di emergenza da parte del Presidente Zaia. Un'occhiata ai siti di informazione con il Corriere del Veneto che dice: la tempesta di grandine sul Veneto, 110 feriti, ingenti danni ad auto, case e coltivazioni, e qualche foto emblematica e significativa. Colpite le province di Treviso, Padova e Venezia, la tempesta di fulmini, forte vento, grandinata che hanno devastato città e campagne. Dopo la grandinata abbiamo esteso lo stato di emergenza, afferma il Presidente della Regione. La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 centimetri, e poi il Cadore, queste sono le notizie di ieri, con il paese dei miracolati. Il Gazzettino, altra testata locale del nord-est, il Gazzettino che per quanto riguarda il maltempo ci dice, ci parla della seconda
tempesta di fulmini e grandine in Veneto, piante, alberi e vetri invadono le strade, Zaia estende lo stato d'emergenza, 110 persone ferite, questo è il bilancio che vi abbiamo riportato anche noi poco fa. Altra violenta grandinata in Veneto, chicchi grandi quanto palle da tennis, con questa foto che la dice lunga, colpita la zona del Prosecco e il Padovano, ma il Gazzettino parla anche del Friuli Venezia Giulia e dice nuova ondata di maltempo ieri sera, tetti scoperchiati e alberi caduti a Clout, Muggia, Gonars e Remanzacco. Anche i quotidiani locali parlano del Veneto, perché Repubblica, un attimo solo, arrivo subito, anche Repubblica ci racconta di quello che è successo in Veneto. Eccolo qui, Repubblica apre con il Veneto sconvolto dal maltempo, Zaia 110 feriti, chicchi di grandine grandi come palline da tennis e danni a case e auto. E poi una pagina sul maltempo con fino a 47,5 gradi di giorno e 30 di notte, ecco dove arriverà un po' di refrigerio. Infine il Corriere della Sera, vediamo anche questo quotidiano nazionale, che parla in apertura invece di Patrick Zaki, il giovane egiziano uscito dalla prigione, atteso in Italia, nessun baratto col caso Regeni, afferma il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Grandine in Veneto, chicchi come palle da tennis, 110 feriti, danni a coltivazioni e auto. Questo è il secondo titolo sull'allerta meteo. Abbiamo sentito parlare di auto danneggiate, abbiamo visto immagini incredibili che ci ha mostrato Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Adesso facciamo un po' il punto della situazione delle auto danneggiate un po' più in generale, sentendo cosa dicono i rappresentanti di Confartigianato Treviso. Abbiamo vetture che si trovano nella condizione che la riparazione costa di più del valore dell'auto, quindi diventa un dilemma per il cliente, e a volte qualche volta il cliente si tiene la macchina rovinata e corre lo stesso, se può farlo, insomma, chiaramente. Le immagini delle auto schiacciate sotto gli alberi abbattuti dalla furia del vento impressionano anche chi, come meccanici e carrozzieri, si trovano sempre più spesso a fare i conti con veicoli danneggiati da eventi atmosferici improvvisi e violenti. Un'escalation che suggerisce, secondo il presidente del gruppo Automotive di Confartigianato Treviso, Gianluigi Buosi, di assicurare il proprio veicolo, perché l'impatto economico rischia di essere molto pesante. È sempre conveniente avere una polizza assicurativa, visto il tipo di eventi che succedono, perché non serve che sia solo la tempesta, ma basta una folata di vento che ti arriva un ramo sull'automobile e quello ti può già generare un sacco di fastidi, di problemi. C'è un forte incremento, soprattutto ad esempio chi lavora molto sono le carrozzerie, i levabolli, chiamiamoli così, detti, che sono quelli che fortunatamente in qualche modo, senza smontare tante cose dell'auto, riescono a volte a sistemare le piccole botte da tempesta, eccetera. Dopo i danni più consistenti purtroppo ci vuole tempo, ci vuole materiale, e quindi là si comincia a salire 3, 4, 5 mila euro di danni. Officine e carrozzerie con poco personale e in difficoltà nel reperire pezzi di ricambio, perché le stesse società fornitrici sono a loro volta alle prese con organici ridotti. Purtroppo a volte sono anche danni irriparabili, cioè nel senso che si è costretti a buttare via la macchina perché il costo della riparazione supera il valore della vettura, e questo è un altro problema che purtroppo sta aumentando sempre di più. Spero che la maggior parte abbia un'assicurazione, almeno così il proprio portafoglio rimane un po' sano, però a volte un po' di tempesta può creare 3, 4, 5 mila euro di danni in breve tempo. Grazie a Confartigianato per questo punto della situazione. Adesso ci prendiamo una pausa dal maltempo, poi torneremo però a parlarne con gli aggiornamenti e con Sharon Di Carlo che si sta spostando nel Bassanese. Appunto dico, cambiamo intanto argomento per parlare del litorale veneto, quindi le spiagge, ovviamente la stagione turistica, l'importanza che riveste per il nostro bilancio economico in Veneto, veramente la prima voce
voce, credo, di PIL, di prodotto interno lordo, e ovviamente sono molto importanti gli organismi che guidano il litorale, tra sindaci e associazioni. La Presidente Nesto e il Vicepresidente Grossato, infatti, sono stati confermati per il prossimo biennio alla guida della conferenza dei sindaci del litorale veneto, quindi facciamo un po' il punto della situazione. Il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, confermata per acclamazione al vertice della conferenza dei sindaci del litorale veneto. Sintomo del buon lavoro svolto e riconosciuto dai primi cittadini. Abbiamo fatto delle azioni anche di reputazione della nostra costa veneta, ma abbiamo affrontato tanti argomenti: il lavoro, il problema degli stagionali, il tema del ripascimento, il tema delle ordinanze di sicurezza della spiaggia. Abbiamo voluto veramente affrontare tanti temi e cercare di fare sintesi e di dare risposte ai nostri territori. Le infrastrutture, la viabilità, la mobilità e l'accessibilità della costa veneta. Stiamo portando avanti un grande lavoro e quindi è l'orgoglio di una squadra coesa che sta lavorando bene. A me il grande onore, ma anche la grande preoccupazione di coordinare questo gruppo di splendide persone, di grandi primi cittadini. Alla vicepresidenza dell'organismo, che raggruppa tutti i 10 sindaci delle località costiere della regione Veneto, è riconfermato il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Io rappresento poi la parte sud della costa veneta ed è un bel segnale che accolgo positivamente, sempre nell'impegno, perché siamo una bella squadra e tutti insieme portiamo avanti da quando io faccio parte di questa assemblea tematiche comuni, e vediamo anche i risultati che un po' alla volta li stiamo raccogliendo. Una notizia di politica, perché Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, attuale coordinatore veneto di Forza Italia, ha annunciato l'ingresso nel partito dell'ex leghista Gianluca Forcolin, già vicepresidente della Regione Veneto e ora assessore a San Donà di Piave. L'ufficializzazione avverrà nel corso di una conferenza organizzata a San Donà di Piave e a cui parteciperanno i vertici di Forza Italia in Veneto. Da tempo Forcolin era ai ferri corti con la Lega e le voci di un suo abbandono giravano già da alcuni giorni, e quindi è stata ufficializzata questa scelta di Forcolin. Adesso la cronaca a Padova, con un bambino investito vicino alla stazione, ricoverato in pediatria, sembra sia anche in gravi condizioni. Alla guida dell'auto il presidente dell'Ordine dei Medici, che ha subito prestato i primi soccorsi. Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 5:40, è stato investito all'incrocio tra via Cairoli e via Bixio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Padova. È bastato un attimo di disattenzione, un accorso, dopo essersi staccato dalla mano della mamma in direzione della strada. In quel momento passava l'auto guidata dal dottor Domenico Crisarà. Il presidente dell'Ordine dei Medici ha tentato di frenare, ma il piccolo è sbucato fuori all'improvviso. L'impatto violento, il bambino ha sbattuto la testa ed è caduto a terra. Il medico è subito sceso dall'auto e con competenza ha prestato i primi soccorsi e allertato il 118, che è arrivato a sirene spiegate e ha portato il bambino in pronto soccorso pediatrico. Il dramma sotto gli occhi della mamma del piccolo, una donna nigeriana che ieri pomeriggio era uscita di casa per fare una passeggiata. Al momento dell'incidente stava parlando con un'amica. Il figlio, fatti pochi passi, ha iniziato a correre verso il centro della carreggiata, poi il rumore dei freni e il botto. Ora è ricoverato in pediatria, cruciali le prossime ore per la sua ripresa. Oltre ai costi che ci saranno per molti cittadini dovuti alla grandinata, per chi non sa non è assicurato soprattutto, quindi altri costi, altro salasso per le famiglie, e non dimentichiamo che oltre alle spese fisse ci sono i costi delle bollette, che a quanto pare sono sempre molto alti e variabili, perché non si sa mai, non si possono mai calcolare precisamente. Come si fa a difendersi in questi casi, cioè come si fa a far fronte ai rincari delle bollette? Appunto, visto che non si possono prevedere e calcolare, l'unico modo per difendersi a quanto pare è solo quello di cercare di ridurre i consumi. Luisa Bertini l'ha chiesto ai vicentini. Mi è appena arrivata una bolletta, in studio però, in ufficio, che corrisponde a 150 euro al mese di energia elettrica. Ecco. E mi sembra tanto.
E per quanto riguarda? Controllerò, farò la verifica con quelle dell'anno scorso, dello stesso periodo, ma mi sembra che tutto sia molto aumentato. Io ho pagato al kilowatt o al metro cubo di gas 4-5 volte quello che pagavo prima, quindi di conseguenza il totale è cambiato. Le mandano tutti i mesi per non avere lo shock ogni 2 e ha risolto il problema. Uno shock che parla di raddoppio? No, non credo raddoppio, ma aumento sicuramente sì. L'anno scorso avevo fatto il conteggio mese per mese, ogni mese avevo un 100 euro in più, ogni bimestre scusa, 100 euro in più o meno. E adesso nota che c'è stato un po' un calo, sono costi sempre alle stelle? Più o meno i costi sono sempre abbastanza elevati, sto molto più attenta io rispetto a prima, cioè faccio la lavatrice di domenica, tengo le luci spente. Non accendo sempre il clima se non è proprio necessario, si cerca di risparmiare come si può. Perché lo trovo leggermente diminuite rispetto a qualche mese fa, comunque non a prima. Poi sappiamo che quando l'inflazione aumenta non è che ritorni al valore di prima, rimane l'aumento che c'è, continua a crescere quel 2, 3, 4%, però la botta c'è, rimane. Adesso non che sono raddoppiate, ma sono aumentate tanto. Quindi insomma la testimonianza dei cittadini è univoca, tutti hanno notato un aumento enorme rispetto all'anno scorso, poi un po' di calo forse negli ultimi mesi o magari un po' di assestamento. L'unico sistema è non consumare, quindi cercare di risparmiare soprattutto su energia elettrica e gas. Un po' di cronaca adesso, sempre dalle nostre città del nord-est, cosa sta accadendo nelle ultime ore. In effetti parecchi episodi di violenza sono stati registrati. Cominciamo con Mestre, con una triplice gravissima aggressione in centro con coltello e mazza da baseball, 3 feriti, lotta per la vita in prognosi riservata, un 42enne ferito da un connazionale, altri feriti. Insomma, sentiamo un po' che cosa è accaduto da Anna Maria Parisi, che è stata sul posto. Dopo l'accoltellamento, ecco il senegalese 38enne interamente coperto di sangue che tenta la fuga ma arranca. A malapena si regge in piedi. Siamo all'inizio di Via Olivi, cioè a 2 passi da Piazza Barche a Mestre. Il fatto tra gli sguardi carichi di terrore e panico di cittadini, passanti, commercianti e avventori dei locali seduti ai tavolini. Quando ieri abbiamo visto l'aggressione sembrava una cosa surreale. L'accoltellamento nel corso del passeggio di Mestre ieri nel primo pomeriggio durante una duplice rissa tra nordafricani per spartirsi la zona dello spaccio proprio qui in centro città. È qui che il 38enne senegalese, dopo aver perso i sensi, verrà soccorso grazie alle chiamate al 118 della gente sotto shock. Se la caverà con un mese di prognosi e un trauma addominale. È andata peggio al suo connazionale 42enne, da lui accoltellato all'addome da parte a parte, squartandogli la pancia sotto la Galleria Romana, che ora sta lottando per la vita all'Angelo di Mestre. Un piccolo dettaglio: entrambi non risiedono in città, bensì a Brescia il 42enne grave in prognosi riservata e a Vicenza il suo aggressore 38enne che camminava sanguinante tra la gente. Poco più tardi, alle 18, la terza aggressione, sempre a 2 passi da qui in via Allegri, quando il titolare del bar Zax ha colpito in faccia con una mazza da baseball un afghano che, dice il primo, gli stava molestando da tempo figlia e moglie. Lui ha portato bastone, io ho preso bastone da lui. Ah, tu l'hai preso da lui? Sì, lui è arrivato qua, disturbava mia figlia, lui anche medico disturbava, dammi il numero, disturbavo, 2 volte è arrivato, io dipendere moglie, basta. Doveva dipendere moglie, è litigato con me, basta. Lui è scappato, dopo è andato lì, è arrivata l'ambulanza. Questa è la prima parte di quello che è accaduto a Mestre e che ha focalizzato Anna Maria Parisi. Però sempre a Mestre è stata denunciata ai nostri microfoni un'altra aggressione ai danni di un commerciante con il figlio neonato, e abbiamo anche delle proposte in materia di sicurezza che arrivano dagli stessi commercianti, e quindi Anna Maria
mentre era lì in pratica ha raccolto un'altra denuncia di violenza. Sentiamo. Lei cosa ha pensato quando ha visto con i suoi occhi che cosa stava accadendo proprio di fronte alla sua attività? Cioè, io non ci credevo che in centro, nel cuore di Mestre, potevano fare delle cose del genere, nel senso uno si sa comunque nelle grandi città ci sono un po' di delinquenza eccetera, però così? Spudorati in modo così brutale mi sembra veramente eccessivo. Prince Howlider, portavoce della comunità bengalese di Mestre, nonché commerciante, è stato tra i primi a denunciare le aggressioni, chiamando le forze dell'ordine. E sempre in centro a Mestre, un altro commerciante denuncia, filmato alla mano, di essere stato aggredito pochi giorni fa nel suo negozio di Piazzetta 22 marzo con lo spray al peperoncino da una coppia di ragazzini di appena 18 anni. L'aggressione perché, in assenza dei documenti dei due amici di origine tunisina, si era rifiutato di fare la ricarica del credito dei telefonini. Nel video, evidenziato con il cerchietto rosso, quando il 18enne con la maglia nera spruzza per ben 3 volte lo spray urticante. In quel momento, racconta il titolare in negozio con i clienti, c'era pure la mia famiglia con il bimbo appena nato. L'hanno spruzzato davanti al banco. Dopo lui, che fa il lavoro dentro, lui non ha visto. Se avanti c'è 2 clienti, loro da visto. I clienti che altri clienti avevano gli occhi che cominciavano a lacrimare? Sì. Ed è sempre Prince Howlider, in qualità di presidente dell'Associazione Giovani per l'Umanità, ad avanzare la sua proposta in materia di sicurezza. Secondo me comunque ci vogliono anche delle persone che girino anche in borghese, che tutelino questo posto, perché la gente... Ecco, questa è una proposta che lei avanzerà con la sua associazione? Certo, io proverò, però il discorso, sono scesi 7.000 persone, 80 associazioni di commercianti e associazioni di tutte le categorie, e non abbiamo visto nessuna risposta. Questa è la cosa che sono rimasto veramente deluso. Dico, se sono scesi 7.000 persone, le istituzioni potevano chiamare alcuni rappresentanti di queste associazioni e di sentire la loro voce. È stata chiamata qualcuno? No. Tra rabbia, sconforto e amarezza, l'auspicio ora ci sia a breve un intervento duro e repressivo di prefetture e istituzioni, dice. E capisca, senta la voce, senta il dolore delle persone e cercano di intervenire. Ancora tanti temi da affrontare, ci avviciniamo alle 13, abbiamo ancora mezz'ora abbondante da rimanere insieme, parleremo ancora di maltempo tra poco, ma andremo anche a Vicenza per la viabilità, insomma tanti temi, dicevo, che si stanno sviluppando in queste ore. Vi ricordo che per il maltempo ci sono stati 110 feriti, con accessi al pronto soccorso numerosi, 28 a Venezia, 62 a Padova, 19 a Vicenza e 1 a Belluno. Una breve pausa e poi torniamo con Focus TG. (12:56), stiamo affrontando la cronaca delle scorse ore nelle nostre varie province. Purtroppo gli episodi sono numerosi. Andiamo a Vicenza adesso per parlare di quello che è successo in piscina. San Pio X, alcuni cittadini dalla piscina comunale lanciano l'allarme al 113. C'è un personaggio alterato che sta dando in escandescenze e con molestie e provocazioni sta disturbando i bagnanti, tra cui diversi bambini e ragazzini. C'è chi è spaventato. Sul posto arrivano gli agenti della squadra volanti che individuano e identificano il giovane disturbatore. Si tratta di un 26enne vicentino con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, oltre che per porto abusivo di armi. All'ispezione viene trovato in possesso di 8 coltelli, la maggior parte a serramanico, e di circa 30 grammi di hashish. Portato in questura, è stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti e sanzionato per ubriachezza molesta. In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, vista la spiccata propensione a violare le leggi creando pericolosità per l'ordine e la sicurezza degli altri cittadini, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un divieto di accesso alle strutture della piscina comunale di San Pio X e alle sue pertinenze per 2 anni.
Torniamo a Padova per la cronaca, anche qui un episodio di violenza con un accoltellamento che è avvenuto in pieno centro, tra l'altro tra stranieri, indagini dei carabinieri, ancora insomma, paura, violenza, non una situazione piacevole. Sono state ripulite le tracce di sangue, ma restano ancora i segni del pomeriggio di violenza vissuto in pieno centro a Padova, lungo Riviera dei Ponti Romani. Una lite tra stranieri e degenerati in un accoltellamento. La rissa è esplosa poco dopo le 17 di ieri tra un gruppo di nordafricani vicino alla fermata del tram all'inizio della galleria. Molti passanti e le persone ferme ad attendere il bus che assistono alla lite che diventa sempre più violenta. All'improvviso qualcuno del gruppo di stranieri estrae un coltello e ferisce al braccio un tunisino di 24 anni che crolla a terra. Il ragazzo perde tantissimo sangue, i testimoni chiamano subito i soccorsi e i carabinieri che arrivano sul posto, ma nel frattempo gli aggressori si dileguano. Il 24enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in ospedale in gravi condizioni e ha rischiato un'emorragia che poteva essere fatale. I carabinieri stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori, che dovrebbero essere anche loro noti alle forze dell'ordine. Nei mesi scorsi anche nella vicina galleria Tito Livio si sono verificate risse violente tra gruppi di stranieri. Rimaniamo a Padova, prima vi mostro il sito del Mattino, il Mattino di Padova, che parla di maltempo, foto con un negozio di riparazione di cristalli, parabrezza e lunoti in frantumi. Dopo il maltempo c'è la coda proprio per riuscire a riparare le auto, ma abbiamo sentito che ci vorrà parecchio tempo per riparare le vetture. Una palla da tennis nascosta in una grondaia è la causa dell'umidità che ha ferito il Pedrocchi, altro tema che viene approfondito dal Mattino. Rimaniamo, dicevo, a Padova perché arrivano i primi dettagli dall'autopsia sul corpo del 55enne stalker ucciso venerdì nella sparatoria del quartiere Sacra Famiglia a Padova, appunto. L'autopsia è durata 7 ore, ma non sono bastate per fare piena chiarezza sulla morte di Aghi Collacu, il 55enne albanese che venerdì si era presentato a casa dell'ex moglie nonostante un ammonimento del questore e un precedente divieto di avvicinamento, e che è stato ucciso dopo aver investito un carabiniere che lo stava controllando. 4 i colpi sparati da un altro militare per cercare di salvare la vita al collega ferito a terra. 2 colpi hanno centrato Collacu all'addome, 2 alle gambe. È morto un'ora dopo in ospedale. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia ha disposto nuovi esami, quindi non c'è ancora il nulla osta per la riconsegna della salma del 55enne ai familiari che la vogliono riportare in Albania. Ci vorrà del tempo anche per avere i risultati degli esami tossicologici eseguiti. Sequestrato il coltello che Collacu brandiva contro il carabiniere steso a terra ferito. Disposta anche una perizia balistica e una consulenza dinamica sulle auto coinvolte per ricostruire l'investimento. Il carabiniere schiacciato dal furgoncino del 55enne stalker è stato nuovamente sottoposto ad un intervento chirurgico alle gambe. Le sue condizioni sono critiche ed è ancora in coma farmacologico nella terapia intensiva del reparto di ortopedia dell'ospedale di Padova. Grazie alla redazione di Padova per questi aggiornamenti, poi torniamo a Padova naturalmente. Adesso ci spostiamo perché abbiamo lasciato Sharon Di Carlo a Tezze sul Brenta per la conta dei danni, si è spostata, credo sempre a Tezze, dove i problemi adesso ci sono con un capannone che ha avuto danni ingenti. Vero Sharon? Sentiamo da te, raccontaci. Uno scenario apocalittico, come potete vedere, sono questi i danni della grandine di ieri sera qui a Tezze sul Brenta. Io sono insieme al titolare di questo capannone, assessore di Tezze sul Brenta, Fabrizio Toso. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo ieri sera? Di tutto e di più. Nessuno pensava una cosa del genere, però purtroppo con gli eventi atmosferici che stiamo andando incontro ho paura che dovremo abituarci. Purtroppo speriamo che sia solo un caso. Buchi enormi al tetto del suo capannone, c'è uno scenario veramente apocalittico. Sembra più che un terremoto che una tempestata, però era una tempesta enorme perché era più grossa delle palline a tennis e d'altronde nessuno si immaginava una cosa del genere. Lei questa mattina non immaginava di venire qui in capannone e trovare questi danni? No, ovvio c'era qualche tegola rotta, qualcosa, ovvio che qualcosa di rotto con quello che ha fatto bisognava trovare, però così no. Anche perché
Di quanti danni stiamo parlando? Si giri pure un po' verso la telecamera, di quanti danni stiamo parlando? Cioè... Adesso come per i danni, adesso stiamo aspettando oggi l'impresa che deve venire qui a quantificare il tutto, non saprei proprio dirli perché non sono della materia. E non Prima parlavamo proprio di 100.000 euro di danni per tutto il capannone. Speriamo che siano di meno, speriamo non siano di più. In questo momento come si fa a prendersi carico di queste spese? Bisogna andare avanti, farsi sulle maniche, far finta di niente, e testa bassa e lavorare, andare avanti e sperare che il tempo ci aiuti, diciamo, tutto là. Soprattutto perché adesso lei non può sistemare, ho capito, prima mi raccontava che ha chiamato già l'impresa, però essendo tra poco agosto non è possibile farlo subito. Infatti l'impresa mi diceva che adesso tirava giù tutti i pezzi pericolanti, però per rifare tutto bisogna aspettare a settembre, perché anche adesso con il discorso delle ferie bisogna aspettare che arrivi tutto il materiale e adesso restiamo scoperti, tiriamo via tutta la merce che si può deteriorare e lasciamo che piova dentro affinché non iniziamo la costruzione del tetto. Quindi probabilmente poi verrà anche dentro e ancora nuovi danni? Speriamo di no, tutto. Avete avuto paura ieri sera, mi raccontava? Molta paura, perché non si fermava, era quello il discorso, non si fermava e vedevi sempre peggio, non si sa. Grazie mille. Per il momento da Tezze sul Brento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon, la disperazione nelle parole di questo imprenditore, veramente toccanti, vedremo cosa succederà. Intanto noi cambiamo un po' pagina, anche se continuiamo a parlare di maltempo e di caldo, perché nei comuni della Marca sono stati attivati nelle residenze per anziani protocolli per proteggere le fasce più deboli della popolazione dal caldo. Sentiamo come. Temperature ed umidità elevata che rendono sempre più pesante la vita nelle città. Nella morsa del caldo i comuni si sono attrezzati per proteggere soprattutto le categorie più fragili della popolazione e far fronte all'ondata di calore sulla base delle indicazioni che arrivano quotidianamente dal bollettino regionale. Dall'altra parte ovviamente le 10 regole fondamentali proprio legate alle buone regole, e quindi al bere l'acqua, al fatto di utilizzare degli indumenti comodi, non uscire nelle ore più calde. Dall'altra parte invece quei piani che invece le strutture, i centri servizi hanno fatto proprio per l'emergenza caldo legate proprio agli ospiti all'interno delle strutture. RSA organizzate per far fronte all'ondata di calore con impianti di condizionamento che stanno lavorando a pieno regime. Nelle strutture i climatizzatori stanno andando a go-go, stanno andando a tutto vapore, quindi abbiamo anche delle squadre che sono molto attente affinché tutto continui a funzionare, perché quando le macchine sono tirate, diciamo così, bisogna stare attenti che non succeda qualcosa di irreparabile, perché in questi momenti sarebbe davvero drammatica. Case di riposo che in questo periodo di caldo estremo sono disponibili ad accogliere per qualche ora in ambienti climatizzati gli anziani che si trovano in difficoltà a casa e non hanno l'aria condizionata. Le porte dell'ISRA rimangono aperte, dopo si chiudono proprio per tenere il fresco, ma insomma rimangono aperte per chiunque ne abbia bisogno. In situazioni drammatiche di questo tipo non si discute. E aggiungerei anche il fatto che noi seguendo un migliaio di anziani a domicilio, insomma, se vediamo delle situazioni un po' critiche, li invitiamo a passare qualche mezza giornata da noi, come se fosse, come dire, un fuoriporta all'interno delle nostre strutture, in modo tale da garantire a loro stessi durante proprio la giornata una maggiore salvaguardia della loro salute. Adesso torniamo a Vicenza, perché usciamo dallo studio, ci colleghiamo con la nostra Luisa Bertini, c'è qualcosa che riguarda i camion, i tir, un'ordinanza che li riguarda da vicino, ci spiega tutto nel dettaglio Luisa, a te. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in Viale del Sole in compagnia di Fiorenzo Donadello del Comitato dell'Albera, comitato di residenti che si batte da 30 anni per l'apertura della bretella che è stata finalmente inaugurata, ma non solo, per l'ordinanza No Tir, ordinanza che è stata firmata e che sta diventando di fatto effettiva anche con la cartellonistica che vieta i tir qui a Villaggio del Sole e che quindi vi toglie parecchio traffico. Sì, abbiamo riscontrato che da ieri c'è anche la cartellonistica, il
l'ordinanza era già stata emessa quando abbiamo saputo da qualche giorno, i tir sono crollati. Devo dire che adesso noi dopo 30 anni cominciamo a rivivere un po'. Quanti ne passavano qua in Viale del Sole? Sì, prima ne passavano almeno 2000 nelle 24 ore, quindi quando io al mattino aprivo la finestra la richiudevo immediatamente perché c'era un muro di automobili e camion. Adesso riusciamo a vivere come un altro quartiere, diciamo così. Traffico c'è, ma per forza possiamo. Quindi quartiere che torna a rivivere, però il Comitato dell'Albera non si arrende perché comunque chiedete che anche le opere secondarie vengano ultimate sulla bretella. Certo, naturalmente noi vogliamo che non ci sia il solito vezzo che abbiamo qua in Italia di cominciare le cose e poi non terminarle. Le speranze sono buone perché stanno lavorando come si deve, però ci sono le piste ciclabili, c'è una parte ancora delle piantumazioni come mitigazioni ambientali da fare e poi ci sono anche qualche sottopasso che è ancora da terminare. Quindi non è ancora finita e noi saremo soddisfatti quando avremo la nostra strada che sarà completata essendo il meno impattante possibile per quelli che ci abitano poco lontano. E poi a proposito dell'ordinanza chiedete anche che siano effettuati i controlli, perché c'è l'ordinanza, c'è la cartellonistica, voi avete già visto i primi risultati, però va controllato anche. Sì, certo, noi naturalmente controlliamo sempre, ci abitiamo qui. È giusto che ci siano dei controlli anche perché secondo me qualcuno ha preso un po' l'abitudine di prendere la scorciatoia, diciamo così. Ecco, io ringrazio l'esponente del Comitato dell'Albera e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie, è un tema che stiamo seguendo da tanti mesi, quindi bene si fa a rimanere sull'argomento, vedere le novità, questo quartiere e questa viabilità così complicata che lo riguarda. Grazie a Luisa Bertini. Dunque adesso andiamo a Treviso, o meglio nel Trevigiano, ma un po' parliamo di montagna più in generale, perché il direttore sanitario di Pedemontana Emergenza lancia un po' un appello. Va bene la montagna, che è presa d'assalto ovviamente per ripararsi dal caldo in questi giorni, in queste settimane, va bene frequentare la montagna, però bisogna essere preparati. La montagna è piena di imprevisti, il tempo può cambiare molto rapidamente, anche se è previsto bel tempo, può arrivare il temporale magari di breve durata, ma magari con la grandine. Conoscere la montagna, fondamentale quando si decide di avventurarsi in passeggiata. Non è una questione di quota, troppo spesso, come conferma il direttore sanitario del servizio Pedemontano Emergenza, già direttore del SUEM di Pieve del Grappa. Sono chiamati a soccorrere turisti che affrontano le montagne in zoccoli e ciabatte, fermati dalla caduta di massi o incapaci per stanchezza di proseguire. È capitato parecchie volte anche quest'estate, si avventura e poi si ferma, non ce la fa più, chiede aiuto pur non avendo nessuna patologia. Questo significa che non si è preparato. Nello zaino non devono mancare poche cose, ma fondamentali. L'acqua è indispensabile nello zaino, come pure una piccola giacca a vento, qualcosa, soprattutto se si prevede di fare percorsi lunghi su versanti in parte esposti a sud, magari in parte esposti a nord o in parte dentro le valli. Tra i pericoli della montagna anche l'affollamento che già si inizia a registrare. La montagna sarà affollatissima, anche nei cieli. E anche qualche giorno fa c'è stato un incidente da volo libero in cui due ragazzi stranieri, per evitare lo scontro tra loro a pochi metri da terra, hanno fatto delle manovre un po' azzardate e uno si è fatto male, anche discretamente. Questo perché siamo in tanti che frequentano la montagna, soprattutto adesso che viene caldo. L'appello alla preparazione segue quello rivolto ai giovani. Il servizio, che eroga corsi di primo soccorso, cerca volontari. Per diventare volontario del soccorso, i corsi sono 2, base e avanzato, con diverse ore di tirocinio. Servirebbero giovani, e giovani non ne abbiamo tantissimi. Ho notato una cosa nell'ultimo corso, che si offrono molto di più persone che hanno una sessantina d'anni rispetto a persone giovani, studenti per esempio, che potrebbero benissimo dare una mano.
Eccoci ancora in studio per andare a Bassano, perché conta alla rovescia tra pochi giorni il protocollo Baxi Pengo, quindi l'azienda Baxi e l'imprenditore privato Pengo. Arriverà in Consiglio Comunale, è iniziata la conta dei voti, ma in maggioranza ci sono delle crepe, come conferma Pietro Sante di Fratelli d'Italia. Il protocollo Baxi Pengo e l'affare San Lazzaro spaccano la maggioranza, o almeno stanno creando delle crepe nella coalizione di governo della città, a guida Pavan, con qualche consigliere che per un motivo o per l'altro potrebbe scegliere di votare contro il protocollo che dovrebbe portare al domino di spazi fra la multinazionale e Pengo, con contestuale avvio di lavori di un nuovo polo in San Lazzaro. Se la minoranza voterà compatta e la minoranza voterà compatta, il rischio è quindi quello dei franchi tiratori e il fuoco amico, si sa, è quello che fa più danni. Ho sentito voci che però ci saranno forse dei cosiddetti franchi tiratori, ecco, nel prossimo Consiglio Comunale. Io mi auguro di no, ecco, anche perché si farebbe non solo il gioco della sinistra, ma anche di certi comitati che, possiamo dirlo senza peli sulla lingua, sono dei veri e propri estremisti, ecco. Che ci siano state tensioni in maggioranza, come già vi avevamo raccontato nei nostri telegiornali, è fuori di dubbio. Una dinamica normale fra alleati che però potrebbe arrivare a non garantire i voti necessari a far passare il protocollo Baxi Pengo. Sicuramente ci sono dei malumori in maggioranza, a volte questi malumori possono sfociare in critiche costruttive, in dubbi costruttivi e va benissimo così, ma a volte, diciamo così, ci siamo scontrati con dei colleghi che sono per il no a priori e così non va bene. Cosa accadrà quindi in Consiglio Comunale? Io il messaggio che posso dare è che nel prossimo Consiglio Comunale questi amministratori si comportino dal centrodestra senza seguire ideologismi di ogni tipo e soprattutto anche di avere a cuore le centinaia di famiglie che lavorano sia direttamente con Baxi sia anche indirettamente con tutte le aziende annesse con Baxi stessa. Pietro Sante lancia un appello ai colleghi di maggioranza, un appello molto chiaro. Chi è stato eletto nel centrodestra deve avere a cuore la produttività delle aziende, deve avere a cuore le aziende del proprio territorio e a maggior ragione, visto che l'amministrazione di questa città è di centrodestra, deve favorire questo sviluppo con, diciamo così, un impatto ambientale favorevole che accontenta tutti, ma non dire no a priori su ogni cosa. Cambiamo argomento. Il 25 luglio verrà presentato ufficialmente il programma dell'80ª edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ma anche in Laguna si guarda con preoccupazione alle notizie che arrivano dall'America riguardo al rischio di un possibile sciopero dei divi di Hollywood. C'è il pericolo di una bomba ad orologeria da disinnescare a tenere con il fiato sospeso queste settimane di preparazione dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dall'America arrivano al Lido notizie poco rassicuranti circa i divi americani che potrebbero incrociare le braccia e disertare il red carpet per sciopero. Starà all'abilità e alla classe del direttore Alberto Barbera, nei panni di un valente artificiere, scongiurare questo pericolo. Il 25 luglio, intanto, ci sarà la presentazione del programma e anche le giornate degli autori scaldano i motori, come spiega il direttorato generale Giorgio Rosetti, e sono al lavoro con grandi sorprese. 25 luglio annuncio del programma della Mostra del Cinema, 27 luglio annuncio del programma delle giornate degli autori e qualche giorno prima quello della settimana della critica. Come potete immaginare, siamo tutti chini fra le sale di proiezione, il computer per scrivere, accettare e attendere risposte. Ci sono tutta una serie di varianti, compreso il possibile o possibile sciopero degli attori americani. E poi le associazioni di categoria come le nostre che solidarizzano con gli sceneggiatori di Hollywood. La Mostra di Venezia è pronta a dire la sua. È un percorso a ostacoli per una mostra che si annuncia molto bella, molto ricca. Dopo un Festival di Cannes molto importante, anche Venezia potrà dire la sua con grande autorevolezza di questo. Un po' sono certo perché Alberto Barbera ci ha dimostrato tutto il dimostrabile e un po' perché ovviamente questi sono i momenti in cui ci si passano informazioni confidenziali, rumors, non li chiamerei pettegolezzi ma anticipazioni, quindi so che sarà una grande mostra. Per le giornate so che la selezione sarà importante. Bene, allora in attesa di vedere cosa succederà alla Mostra Internazionale del Cinema andiamo in altopiano perché ad Asiago arriva la superfibra.
La rete ultraveloce raggiunge anche il territorio di Asiago, coprendo quasi 6.000 unità immobiliari fra abitazioni, attività commerciali e imprese, attraverso la tecnologia della fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo. Questo avviene grazie a una delle infrastrutture ritenute fra le più corpose in assoluto di tutto il territorio regionale, che si articola per circa 35 km di lunghezza, di cui metà realizzati ex novo e adibiti alla posa della fibra ottica per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, in parte cofinanziato dall'amministrazione regionale attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. L'intervento è frutto di un accordo di collaborazione sottoscritto nel 2016 fra Regione e Governo per infrastrutturare le aree bianche del Veneto, ovvero quelle in cui sono assenti interventi di investimento di operatori privati. Il piano, portato a termine nei giorni scorsi, è stato presentato dall'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato e dall'amministrazione comunale. Breve pausa, poi torniamo per l'ultima parte di Focus TG. Eccoci tornati a Focus TG fino alle 13:30, ancora insieme. Parliamo di emergenza abitativa a Vicenza, con le strutture comunali al collasso. In molti hanno un lavoro fisso ma non riescono a trovare alloggi, quindi l'appello dell'amministrazione ai privati per reperire altre case e quindi diminuire un po' la pressione che si è creata sulle strutture comunali. Emergenza casa, vulnerabilità economica, redditi insufficienti per far fronte ai costi di un'abitazione, carenza di alloggi disponibili, disagio determinato dalla difficoltà di accedere alla residenza vissuto da un numero crescente di persone, dramma che non colpisce solo i grandi centri. A Vicenza, nelle strutture di accoglienza, ci sono 194 persone assistite dai servizi sociali del comune, accolte tra l'albergo cittadino, le strutture per l'accoglienza notturna e il co-housing. La metà sono minori, anziani e chi per fragilità non può esercitare una professione, mentre dell'altra metà il 60% risulta occupato, molti con un lavoro a tempo indeterminato, reddito che gli consentirebbe di avere un'abitazione. Il nostro problema principale è appunto che, avendo i nostri servizi di accoglienza al collasso, non abbiamo più delle disponibilità di posti letto in realtà per le persone che in effetti poi di fatto avranno bisogno o hanno bisogno. L'appello dell'amministrazione per poter recuperare posti e liberare spazio nelle strutture di accoglienza per chi ha più bisogno è rivolto ai privati che hanno disponibilità ad affittare, con l'obiettivo di pubblicare un elenco sul sito comunale e agevolare l'incontro tra le due esigenze. L'appello forte che facciamo ai vicentini che hanno a disposizione case, strutture che potrebbero affittare queste case è di metterle a disposizione, di segnalarcelo. Nei prossimi giorni faremo un avviso in cui tutti i vicentini potranno trovare sul sito del comune le modalità per dirci: abbiamo una casa, abbiamo un appartamento, lo mettiamo a disposizione. Non è beneficenza, nel senso che sono case che verrebbero regolarmente affittate a persone e su questo chiediamo davvero un aiuto ai cittadini. Appello lanciato su due fronti distinti, perché la Giunta ha disposto di procedere ad un avviso pubblico per la ricerca di ulteriori alloggi in locazione a carico del Comune da destinare a nuclei familiari in situazione di disagio abitativo e far scorrere così la graduatoria degli attuali 70 nuclei. L'altro fronte è quello del disagio abitativo. Oggi abbiamo stanziato 70.000 euro per affittare direttamente degli appartamenti come comune per dare risposte a chi viene sfrattato. Sono 70.000 euro, dopodiché gli appartamenti verranno affittati dal Comune di Vicenza con un contratto canone concordato di 3 anni più 2, sono persone che poi verranno seguite dalla struttura dei servizi sociali e quindi stiamo parlando ovviamente di temporanei utilizzi. Altro capitolo ancora, quello dell'edilizia residenziale pubblica, per cui ad oggi risultano in lista d'attesa 731 domande. Grazie alla redazione di Vicenza, ci spostiamo a Bassano, abbiamo parlato anche ieri della cosiddetta spiaggetta, quella che si trova a pochi metri dal Ponte Vecchio. Il Comune aveva annunciato che cercherà di riaprirla con un accordo con il privato, con il proprietario, un comodato d'uso. Questa è la proposta fatta dal Comune, ma il privato accetterà. Sentiamo. L'estate sta finendo. Passando davanti al cancello della spiaggetta in via Pusterla,
verrebbe quasi da intonare la canzone dei Righeira: l'estate sta finendo e un anno se ne va. In realtà qui di tempo ne è passato molto di più, ma come vedete i cancelli e il lucchetto di questa spiaggetta continuano a rimanere chiusi. Attenzione però, da via Matteotti sembrano arrivare finalmente delle novità. La proprietà è della ditta Belfiore, cioè quella che doveva fare la centralina che deve restituirla al proprietario originario. Lì finora non si sono messi d'accordo e l'amministrazione comunale con il sindaco abbiamo preparato una convenzione, un comodato d'uso meglio, dove l'amministrazione pubblica può effettuare l'apertura di quel cancello e permettere ai bassanesi di entrare nella zona, diciamo, che poi è demaniale, che è quella del fiume Brenta. Il comodato d'uso è pronto perché l'ho visto in bozza venerdì scorso. Se adesso la proprietà acconsente e viene a firmare, noi il prima possibile apriremo quello spazio. Che sia l'ennesimo miraggio o una volta buona, visto il caldo di questi giorni, qualcuno ci ironizza sopra. La speranza è che per questo comodato non si faccia con comodo. L'estate sta finendo e un altro anno se ne va. L'estate sta finendo. Grazie ad Alex Giuliano per l'aggiornamento su questa vicenda. Adesso andiamo a Jesolo con il Lungomare delle Stelle, che quest'anno verrà intitolato alla campionessa italiana e olimpica del nuoto Tania Cagnotto. Siamo felici di annunciare che l'ospite del 2023 del Lungomare delle Stelle sarà Tania Cagnotto, una grande atleta italiana, una figura positiva, una figura che può trasmettere anche ai giovani il messaggio chiaro che investire su se stessi con impegno, con passione, con costanza significa poter conseguire dei grandi risultati. L'appuntamento di quelli da segnarsi in grassetto nel calendario: 9 agosto, quando Jesolo intitolerà alla più forte tuffatrice italiana e olimpionica di tutti i tempi un tratto del suo Lungomare delle Stelle, ogni anno intitolato a un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e appunto dello sport. E allora, appuntamento importante con Tania Cagnotto, complimenti a lei e a Jesolo. Ancora sicurezza, tema che abbiamo trattato a lungo anche in questa puntata di Focus. A Vicenza il questore ha firmato 5 fogli di via obbligatori dalla città e 2 ordini di allontanamento dall'Italia. Estate nel segno della sicurezza. Raffica di controlli delle forze dell'ordine coordinate dalla Questura di Vicenza. In particolare fari puntati sulle zone a rischio segnalate dai cittadini. Ponte degli Angeli, Viale San Lazzaro, Piazzale Bologna, Campomarzo, Piazza Matteotti, la stazione ferroviaria e Corso Santi Felice Fortunato, dove gli agenti delle volanti fermano e identificano un 30enne nigeriano in sella alla bicicletta che era stata rubata a un cittadino. L'immigrato viene segnalato alla procura per ricettazione, mentre la bicicletta viene restituita al legittimo proprietario. 3 i posti di controllo sulle arterie principali di Vicenza. Verifiche su 65 veicoli e 87 persone, di cui 25 con precedenti penali o di polizia. Al termine delle attività il questore ha disposto 3 avvisi orali, 5 fogli di via obbligatori da Vicenza e 2 ordini di allontanamento dall'Italia. Eccoci ancora per parlare di sport adesso, di calcio a Bassano, perché è saltata la fusione tra Bassano e Cartigliano. Lo avevamo detto in tempi non sospetti, quando venivano date per certe cose che invece non lo erano affatto. E così alla fine il matrimonio tra Bassano, Cartigliano ed Eurocassola non si fa, ma non solo non ci si sposa più, è finito proprio tutto. Anche l'anima Cartigliano abbandona il progetto e adesso dentro alla grande scatola dei sogni giallorossi resta solo il Bassano. Con l'uscita di scena dell'ormai ex presidente Massimo Tolfo si è sgretolato il castello di promesse e speranze che aveva tenuto assieme Stelio Carletto, Leopoldo Torresin, Renato Serradura, Alfio Pizzato, Giovanni Panni e l'area tecnica dei biancazzurri con mister Alessandro Ferronato e diversi calciatori.
Si divorzia prima ancora di essersi ufficialmente sposati e i motivi di questo addio amaro sono tanti, riconducibili in primis al patto di ferro che aveva unito Tolfo, Cartigliano ed Eurocassola, un patto che aveva contorni ben precisi per disegnare un progetto di polo sportivo del territorio bassanese. Ma sembra che una componente interna del Bassano a un certo punto abbia deciso che quel progetto non doveva essere quello su cui puntare. Con la Serie D conquistata sul campo tutto è cambiato e dalle strette di mano si è passati ai saluti senza nemmeno troppi convenevoli. E adesso il Bassano, intenzionato ad allenarsi di pomeriggio, è vicino a salutare anche Alessandro Ferronato per affidare la squadra ad un altro Alessandro Pontarollo, in cima alla lista dei favoriti. Poi si ripartirà dalla squadra di questa stagione con innesti di valore, ma da soli. Niente squadra del territorio, niente fronte comune, resta solo il Bassano, anche perché con questo divorzio alla bassanese chi si ritrova senza prima squadra è il Cartigliano. Una cosa è certa, in questa storia, finita male, siamo solo all'inizio. Ed è veramente tutto, si chiude qui Focus TG. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buon pranzo, buon pomeriggio, poi naturalmente tornate da noi per tutta la programmazione pomeridiana e serale di Rete Veneta. Grazie, grazie e a presto.